Questi dunque gli obiettivi che il mondo si è dato per frenare il cambiamento climatico e salvare i grandi malati del pianeta, mari e ghiacciai. Vi raccontiamo due storie emblematiche che arrivano dalla Turchia e dall'India. Le corrispondenti Lucia Goracci e Giovanna Botteri. Questo corallo è già morto, l'altro sta morendo e l'ultimo è minacciato. Sembra un bollettino di guerra, quello a suoni e gesti dei sub. Sinora l'avevamo vista così, la mucillagine del Mar di Marmara. Entrarci dentro però è come tuffarsi nel futuro di tenebra che ci attende se non si agisce subito. Nessuno può nascondersi. I coralli stanno già morendo soffocati nelle spire del moccio di mare, come è stata chiamata l'emergenza ambientale. Quando ero bambino l'ecosistema non era così malato. Il biologo marino Bariso Zalp studia la mucillagine da quando è apparsa una dozzina di anni fa. Ma l'anno scorso, dice, ancora non era così grave. E pensare che la causa di tutto è questo puntino, il fitoplancton, in eccesso per il riscaldamento del clima e l'inquinamento. Il Mar di Marmara è come un malato di Covid appena intubato, perché sott'acqua l'ossigeno è vicino allo zero, spiega il ricercatore Mohamed Turkoglu. Un malato circondato da una popolazione che sfiora i 20 milioni. Mentre il governo turco annuncia piani d'azione, ma potrebbe essere troppo tardi. Il Mar di Marmara sbocca attraverso i Dardanelli sull'Egeo, dunque nel Mediterraneo. La schiuma che insidia questi animali riguarda tutti noi. Più di 10.000 ghiacciai si stanno lentamente sciogliendo sul versante indiano